è una delle più importanti azioni antibracconaggio che sono state mai realizzate in Italia. 18 arresti, 46 perquisizioni, una cinquantina gli indagati nella maxi operazione del Corpo Forestale della provincia di Trento in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. Quello che è emerso in un anno di indagini è un vasto traffico illecito di uccelli utilizzati come richiami vivi per la caccia. Gli uccelli, a volte anche di specie protette, venivano catturati, allevati e rivenduti a cacciatori. Enorme il giro d'affari, 20.000 gli uccelli commercializzati nel solo periodo di indagine per centinaia di migliaia di euro. Gli esemplari che venivano raccolti nei nidi o catturati sia in Italia che nell'Europa dell'Est valevano da un minimo di 30 euro fino anche a 300 euro da adulti. È stata messa in luce un'organizzazione molto complessa in cui ognuno faceva la propria parte. C'era chi faceva la raccolta, chi il trasporto, chi la vendita, alcuni si erano specializzati esclusivamente nell'allevamento, con capannoni in Veneto, Lombardia, Friuli, capannoni dedicati esclusivamente solo a questa attività. Una parte consistente del traffico ha riguardato il Veneto, in particolare la provincia di Treviso, dove sono finite in carcere 3 persone residenti nel Vittoriese, e la provincia di Vicenza con 2 arresti domiciliari. I reati contestati agli indagati sono a vario titolo: bracconaggio, ricettazione, furto venatorio, riciclaggio, maltrattamenti su animali e detenzione abusiva di armi. Sequestrato anche denaro in contante, diverso materiale, tra cui decine di migliaia di munizioni, armi ed alcune macchine in grado di sofisticare gli anelli identificativi applicati sulle zampe degli uccellini.